Buona giornata, ben trovati. Apriamo una nuova settimana per quanto riguarda lo sport e allora sempre e naturalmente sui vostri e nostri canali preferiti che sono il www.venetoglobe.com, la nostra web tv che vi fa trovare in modalità on demand tutte le nostre interviste, i nostri servizi, i nostri reportage. Per quanto riguarda invece il digitale terrestre, ci trovate ogni sera intorno alle 19:40, 19:45 circa sull'emittente del Nord Italia Caffè TV 24 che per quanto riguarda Veneto e Friuli Venezia Giulia captate e ricevete sul canale 95, quindi Caffè TV 24. Andiamo subito a vedere quali sono le principali notizie dopo questo weekend che è stato sicuramente interessante per esempio per la Formula 1, sì, eccolo qui perché sul circuito di Suzuka si è corso intanto in Giappone, attenzione, per il Gran Premio del Giappone, 17ª gara iridata, c'è stata la vittoria della Mercedes con Bottas e di conseguenza vittoria del campionato del mondo costruttori, 12 titoli in 6 anni per la Mercedes. Coppa del mondo di volley maschile in Giappone, anche qui si è giocato, ma insomma qui non c'erano problemi, si giocava all'interno perché il volley maschile ha visto ancora una volta l'Italia perdere 3-2 contro il Canada. Per la formazione di Blangini rimangono gli ultimi 2 incontri, quello di oggi con l'Iran e poi domani con il Brasile che è in corsa per la vittoria finale. Nel basket di casa nostra, Serie A1, Virtus Bologna in testa al campionato come da previsione, Sassari si ferma in casa, perde contro una splendente Trieste, mentre la TVB gioca bene a Bologna contro la Fortitudo, ma perde e così dà spazio nuovamente a Bologna, questo scontro inevitabile tra le due ex prime della classe per quanto riguardava gli anni passati. Venezia torna alla vittoria, i campioni d'Italia tornano alla vittoria e sabato sarà al Palaverde per giocare contro la compagine di Max Menetti. È un Max Menetti che andiamo a sentire al termine della gara contro la Fortitudo Bologna. Peccato perché devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché hanno fatto una partita credo per 35 minuti di personalità, di esecuzione, di tecnica, anche di cuore, facendo le cose giuste e poi purtroppo negli ultimi 5 minuti ci è mancato un po' di lucidità. Devo dire la verità, oltre alla lucidità abbiamo degli eccessi di generosità dovuti a tanti giocatori che vogliono fare bene, ci tengono a fare bene, che dopo in determinati momenti invece ci si ritornano contro. Parlo di qualche cattiva esecuzione, parlo di alcuni errori difensivi, parlo anche e soprattutto di quello che poi la partita è girata su dei tagliafuori, su dei tiri liberi. Però questo tra l'altro ai ragazzi gli avevo detto che il paladozzo è una cosa normalissima, un po' questi ferri li conosco, però da un lato peccato e dall'altro avevo chiesto prima di tutto la prestazione, la concentrazione e noi abbiamo giocato veramente con grande piglio. Ci manca ancora un pezzo e questo è quello che ci deve dare, da un lato ci deve dare la cifra del buon lavoro che stiamo facendo nelle ultime settimane e dall'altra parte non ci deve per niente soddisfare perché quello che abbiamo fatto non è stato un'altra trasferta dove abbiamo fatto bene, dove purtroppo però non abbiamo portato a casa 2 punti. Questo è quello che conta in questo campionato, non conta essere bravi, fare delle belle partite o essere contenti della prestazione dei ragazzi. Quindi da un lato tante cose positive, dall'altro lato invece delle cose che sono le più importanti, le più dure da dover migliorare soprattutto per vincere in un campo come questo con una squadra come questa. Era Max Menetti, il tecnico della TVB Treviso, perdente, vi dicevo, in quel di Bologna contro la Fortitudo, ma coscienti di una buona gara. In A2 maschile, sempre in testa, sempre nel basket, sempre in testa Verona, con Ravenna e San Severo nel girone est che riguarda appunto le Venete. La Supercoppa di A1 donne invece si è chiusa ieri con la vittoria di Schio proprio sul proprio campo e di fronte ai propri sostenitori contro Ragusa, risultato finale 61-61 a 54.
Anche la nazionale maggiore di calcio, non in tenuta azzurra come potete vedere, ma in tenuta verde, che molti hanno così detto, fatto la battuta, sembrano la nazionale di rugby sudafricana, no? Perché è lo stesso colore più o meno, insomma vabbè, è la seconda volta che l'Italia gioca con la maglia verde e per l'ennesima volta non è piaciuto a nessuno. Nazionale maggiore, vi dicevo, vittoriosa contro la Grecia per 2-0, oggi tocca all'Under 21 di Nicolato che affronta l'Armenia. In Serie A quindi si sta per ritornare dopo la pausa della nazionale, si comincerà sabato con Lazio-Atalanta, poi con un Atalanta che è in fibrillazione perché si è fatto male il giocatore Duvan Zapata, sembra uno stiramento per lui, ci si augura che non debba rimanere fuori per tanto tempo. Napoli-Verona e Juventus-Bologna saranno le altre due gare di sabato, Juventus sempre in testa con 19 punti. In Serie B vediamo le venete e le friulane all'8ª giornata, venerdì in campo il Cittadella che affronta il Cosenza, sabato Juve Stabia contro Pordenone, poi ci sarà Venezia Salernitana ed infine domenica Chievo Verona contro Ascoli. Nella Serie B femminile la Permac Vittorio Veneto capolista attende di riprendere il suo campionato dopo la pausa, lo farà il 27 ottobre in casa al Barison contro il Perugia. La Serie C nel girone B, siamo ritornati al settore maschile, il Padova si ferma sabato a Ravenna, ha perso infatti 2-1, Arzignano Modena 1-1 con la formazione di Zironelli, il Modena fermata dall'Arzignano, Piacenza batte l'Anerossi Vicenza 2-1, Reggiana batte Triestina 3-1, è una Triestina che è ritornata a perdere dopo aver sistemato l'assetto con il tecnico. Principali è rimasto, era il secondo ed è rimasto adesso a fare il primo, vedremo quello che succederà perché si è ritornati a perdere al Nereo Rocco o nei campi esterni. Virtus Verona batte Vis Pesaro 3-1, sabato 10ª giornata, Ravenna Arzignano, San Benedettese Virtus Verona e domenica Triestina Padova, tutta da seguire al Nereo Rocco, e Vicenza contro Reggiana. Andiamo in Serie D dove siamo all'8ª giornata, Cartigliano fermata sul pari a Tamai 2-2, Luparense pure lei pari a Chioggia contro il Clodia, il Montebelluna fa 0-0 in casa contro il Villafranca e sale a quota 3 in classifica lasciandosi alle spalle proprio il Tamai ed il San Luigi. In testa naturalmente sempre la formazione del Cartigliano. Trofeo Veneto per l'eccellenza, si ritorna in campo mercoledì sera alle 20:30 al D'Agostin di Pieve di Soligo, dove sarà di casa l'Eclisse Careni Pievigina che affronterà il Porto Mansuet di Stefano Andretta. Un Porto Mansuet che ieri in campionato si è fermato, ha pareggiato e non succedeva da tempo perché avevano sempre vinto. Il Portogruaro prova ad agguantare, sale in testa a 16 punti, insegue il San Donà a 14 che ha pareggiato contro l'Eclisse 0-0, San Giorgio Sedico si porta a 13 punti dopo la vittoria di ieri a Farra di Soligo contro il QDP. Andiamo a sentire per l'eccellenza l'Eclisse, il tecnico di casa Stefano Della Bella. Esce uno 0-0 qui al D'Agostin, mister. Combattuto direi. Sì. No, gli abbiamo concesso forse un colpo di testa all'inizio, che sono stati pericolosi, dopo li abbiamo controllati bene, avevamo fatto anche 2 o 3 buone azioni, una ce l'hanno fermata che ha fischiato un fallo in mezzo al campo quando eravamo per far gol, e dunque dispiace perché dopo pesano queste decisioni qua. Però la squadra è viva, la squadra corre, la squadra combatte, e dunque questo volevo e questo oggi ci ha detto questo. Di solito non parliamo mai dei singoli, però oggi mi pare che Scarabel, se c'era da dire che doveva prendersi in mano la squadra, insomma l'ha presa, perché destra, avanti, destra, dappertutto. No, certo, soprattutto in mezzo al campo, tra lui, Guerra e Damuzzo hanno fatto un grosso lavoro, anche perché al di là di altre partite l'abbiamo anche cercata di giocare, qualche volta si è anche ripartiti
anche Jürgen davanti ha tenuto qualche palla in più, CB è andato più vicino, siamo stati più corti come squadra e siamo stati anche più facilitati anche nel recupero palla. Anche tu hai citato l'episodio nel primo tempo, qui sul finale c'era questo braccio alzato lì che, mamma mia. Ala aperta, che però la vista così è che noi per qualcosa di meno veniamo espulsi, altri con gli stessi falli di reazione non vedono, lasciano andare. Ripeto, l'azione quella più che eravamo sul dischetto con la palla in movimento, bastava solo toccarla per far gol, ci ha fischiato un fallo a metà campo e non l'ha neanche ammonito, soprattutto quello. Chiudiamo dicendo che io in telecronaca ho detto che della Colletta oggi la frenesia di queste uscite mi ha fatto tremare un paio di volte, anche noi in tribuna. Però piuttosto che l'aspetti dentro che magari sia qualcun altro, logico, forse l'ultima l'ha smanacciata troppo vicina e abbiamo rischiato là. Però ci sta, sicuramente non c'è quello il problema. Grazie. Ciao a tutti. Bene, questa è l'eccellenza. Passiamo alla promozione che ha visto la vittoria del Treviso di Bellotto per 3-1, ritorna quindi tempi buoni, ritornano al Tenni. L'Opitergina vince in trasferta a Tre Baseleghe e si porta a 16 punti, Godega che appunto perde al Tenni contro il Treviso e Godega e Fontanelle sono a 11 punti, il Treviso di Bellotto insomma si tira su una costola, vince per 3-1. In prima categoria Girone G, Cisonese in testa con 15 punti, insegue a 14 il Santa Lucia Susegana, vincente in campo esterno con il 1919 Cadore. Lasciamo il calcio e passiamo al basket, ritorniamo al basket, questa volta con la serie A2 femminile, il Ponzano al Palacicogna ha perso contro Castelnuovo per 55-47, assenze importanti all'interno del quintetto di Ponzano, vedremo se riusciremo a sapere del perché Bagnara dovrebbe aver chiuso con l'ultima gara con Ponzano, mancavano anche Stengerlin e un'altra giocatrice appunto nel quintetto. In Serie B maschile la Ruker Sanve invece va a collezionare la sua terza vittoria consecutiva, vince in trasferta a Piadena in provincia di Cremona per 78-73, terza vittoria consecutiva per i ragazzi di Mian. Il campionato di A1 femminile di volley adesso è iniziato il campionato di A1 con l'Imoco che è andata a vincere nettamente per 3-0 contro Monza dell'ex danesi Scorupa ed Ortolani. Una prestazione maiuscola, una prestazione molto valida. Sentiamo Daniele Santarelli a fine gara che invece non è del tutto soddisfatto. Sentiamolo. Sì, un bel inizio, non facile contro un avversario forte. Siamo andati bene, non era facile secondo me. Loro sono una bella squadra, giocano bene a pallavolo, hanno giocatori forti, li conosciamo bene, hanno giocato qua per tanti anni qualcuna e noi siamo contenti di aver esordito così con un 3-0 importante che ci dà morale e fiducia, ma dobbiamo stare attenti perché il livello del campionato è altissimo. Dicevo al Presidente che problemi di formazione non dovresti averne, insomma adesso poi bocca da fuoco ne hai in qualsiasi posto. No, oggi ne avevo e come di problemi di formazione, ne avevo tanti, sì, perché non abbiamo... Indre Sorokaite è tornata ad allenarsi ieri con la squadra dopo 3 settimane di stop quasi, Terry non si è quasi mai allenata con la squadra se non questa settimana ma non è in forma, non abbiamo Kimberly Hill, non abbiamo Gbobo, credo che ce ne abbiamo diverse di defezioni, abbiamo avuto abbastanza, per fortuna il roster è molto valido e quindi ci ha permesso di affrontare una squadra forte come Monza e di vincere 3-0. 5 obiettivi, ormai te li stanno massacrando questi 5 obiettivi, si comincia piano piano, no? Assolutamente, non ci pensiamo nemmeno. Il cammino è lunghissimo in ogni obiettivo, quindi dobbiamo veramente, oggi è stato l'esordio, dobbiamo pensare a crescere, a far bene. Arriveranno i momenti in cui ci giocheremo, speriamo qualcosa di importante, adesso dobbiamo solo pensare a crescere. Questo Daniele Santarelli e la sua Imoco. Ricordo che le altre interviste che abbiamo effettuate le trovate sui nostri canali YouTube e Facebook, ma da domani continueranno a girare con questi nostri servizi in questo nostro spazio televisivo. Il Pro 14 adesso, Benetton è ritornato da Swansea con una sconfitta contro l'Ospreys per 24-20. Benetton in 14 dopo 12 minuti di gioco per un'espulsione, quella di Lazzaroni,
Mazzaroni che mette in difficoltà un pochino la squadra. Reazione d'orgoglio nel finale con le mete di Rizzi e di Sarto che hanno fatto sì che ci sia stato il punto bonus, quindi insomma è andata anche benino. Per quanto riguarda gli altri risultati, la femminile, ne parleremo domani. A tutti voi una buona serata, una buona giornata, ci risentiamo domani per altre notizie dedicate al mondo dello sport.